Vogliamo andare anche a dare agli studenti più meritevoli, a quella fascia di studenti che per molti motivi si sentono di voler tentare un percorso più ambizioso, una risposta a Sassari, perché questo tipo di scuole c'è una domanda importante da parte degli studenti di questo tipo di formazione che di solito fino adesso ha trovato risposta in continente. Adesso anche l'Università di Sassari attiva questo tipo di percorsi e ripeto, permetterà ai nostri studenti migliori di poter usufruire di borse di studio, esenzione dalle tasse e soprattutto l'accesso a corsi di livello superiore che però peraltro saranno aperti anche a chi vuole. E ci saranno anche servizi dedicati tipo tutor speciali e vorrei dire che noi abbiamo un'idea inclusiva dell'università e abbiamo curato studenti fino adesso tutti gli studenti, quindi anche questa fascia di studenti che è quella che si sente più attratta da percorsi ambiziosi deve trovare una risposta all'interno dell'università, quindi tutti, sia chi ha difficoltà ma anche chi si sente pronto per una sfida maggiore. Il mercato del lavoro oggi è particolarmente veloce e andare a vedere le professioni che oggi sono quelle più richieste potrebbe essere un errore. Sappiamo già che la maggior parte delle professioni del futuro magari oggi non sono ancora state definite, quindi la cosa più importante è avere una preparazione di base solida, di avere uno spirito critico, di essere capaci di destreggiarsi in un mondo complicato, ma questo si può fare solo con una cultura di base forte, di questo sono fermamente convinto. E la novità di Scienze Motorie? Scienze Motorie è un corso importantissimo che qui a Sassari da molti anni avevano provato a far partire e che finalmente quest'anno, ripeto, è uno sforzo, erano decenni che si parlava di questo corso, siamo riusciti a creare le condizioni per poterlo fare. È un corso che ha una grande esigenza, c'è una grande domanda da parte del territorio e anche uno sbocco professionale, siamo sicuri, molto importante.